Giovedì 20 giugno 2024 siamo in partenza da Basthorst nei pressi di Amburgo. Lasciamo questo appartamentino carino e ci dirigiamo in Scandinavia. Stavolta si fa sul serio, si arriva in Danimarca, tappa di oltre 500 km, fra 270 km mi fermerò a Jelling a vedere le pietre runiche. Dopo altri 250 km arriverò al faro di Rubjerkneid o Rubjerkneid, non so come si pronuncia in danese, e alla fine, dopo altri pochi chilometri, arriverò all'alloggio a Hirtshals, che è nel nord della Danimarca, dove partono i traghetti per la Norvegia, e lì dormirò stanotte. Pronti partenza, via! Eccoci arrivati a Jelling o Jelling, forse si pronuncia Jelling, un paesino non è neanche comune, è una frazioncina di poco più di 3.000 abitanti nel pieno della campagna di Danimarca. Sono venuto qui perché ci sono le pietre runiche, che sono due enormi pietre incise in alfabeto runico, che è l'antico alfabeto che usavano i popoli nordici. Risalgono al X secolo d.C. Andiamo a vederle. Percorso 320 km da quando sono partito stamattina. Stamattina c'erano 13 gradi quando sono partito, adesso qui ce ne sono 16-17. Sempre bello freschino, però bellissima giornata, un bel sole, limpidissima. 320 km per vedere due pietre. E addirittura è stato dichiarato sito dell'UNESCO sto posto. Beh dai, non si paga neanche per vedere le pietre. Sono state messe qua davanti alla chiesetta. Eccole là, dentro quella teca di cristallo che le protegge dalle intemperie. Eccole qua. Ecco, questa è la più vecchia, la prima. È redatta in antico danese, alfabeto runico, ed è del 935 d.C. circa. Adesso non si vede molto bene. Non si vedono molto bene le incisioni, comunque c'è scritto: Re Gorm fece questo monumento in memoria di sua moglie Tira, orgoglio della Danimarca. Invece questa è la seconda, che è stata commissionata dal figlio di Re Gorm, Harold Denteblu. Ecco, qua le incisioni si vedono molto meglio e c'è scritto: Re Haroldo ordinò che fosse fatto questo monumento in onore di Gorm, suo padre, e di Tira sua madre, quell'Haroldo che regnò sull'intera Danimarca e Norvegia e che convertì i danesi al cristianesimo. Queste cose le so perché le ho appena lette su Wikipedia. Poi dietro le pietre c'è un tumulo di terra che mi ricorda molto i tumuli di Newgrange in Irlanda, dove eravamo stati qualche anno fa. Andiamo a vedere se è la stessa roba. Per noi sono forse solo due insignificanti pietre, però per i danesi danno molta importanza a queste due pietre. Costituiscono un po' la base, una specie di certificato di nascita dello Stato di Danimarca, un po' come la dichiarazione di indipendenza per gli Stati Uniti d'America o la nostra Costituzione per la nostra Repubblica, anche se queste sono molto più vecchie perché hanno più di 1000 anni.
come sono informato di nuovo da Wikipedia, la mia amica, e effettivamente sono tumuli sepolcrali. Questo è il più grande, però c'è stato scavato all'interno e non è stato trovato niente. Questo invece è quello più piccolo sul lato nord. Qui invece sono stati trovati dei reperti al suo interno, però non è stato trovato il corpo di Re Gorm come ci si aspettava. L'intera zona 1000 anni fa è stata circondata da una palizzata di pali di quercia alti dai 3 ai 4 metri, fatti mettere da Re Harald, che adesso sono rappresentati in questa palizzata stilizzata. Re Harald, soprannominato Dente Azzurro, Bluetooth, da cui il nome della tecnologia di comunicazione Bluetooth, che ha assunto come simbolo del Bluetooth appunto le 2 lettere runiche che significano per l'appunto Dente Azzurro. E qui possiamo vederle rappresentate in questa simpatica trasposizione. Là in fondo c'è una lettera, qui dentro nel canocchiale c'è un'altra, e guardandole insieme viene fuori il simbolo del Bluetooth. Mi è venuta un po' di fame. 5 euro alla Coop. Gli unici italiani trovati in Danimarca da quando sono partito. Non ci siamo ancora presentati, sono Roberto. Alessandro. Adelaide, ciao. Roberto, piacere. Siamo in Danimarca. Grande passeggiata. Sono di Morciano. Morciano di Romagna. Morciano di Romagna, dove ho comprato questa, la giacca e anche i pantaloni a Motostorm. Quindi facciamo un po' di pubblicità anche a Motostorm. Ecco, dopo aver conosciuto quei 2 ragazzi italiani, che mi ha fatto molto piacere, ai quali ho dato il nome del mio canale YouTube, così magari si rivedono su YouTube, sono arrivato al faro di Rubierknude. Fa un freddo cane, c'è un vento pazzesco, moto parcheggiata là, e adesso però per arrivare al faro c'è bisogno di fare una piccola passeggiata. Questo faro è famoso perché nel 2018 è stato spostato, qua si vedono le foto dei meccanismi che hanno messo sotto le fondazioni per poterlo spostare. È stato spostato perché la sabbia lo stava divorando, lo stava inghiottendo, e quindi per preservarlo, siccome è un faro storico, è stato spostato di 70 metri dal punto dove si trovava in origine. Cioè, giusto per far capire come tira il vento qua. Guarda che forma hanno gli alberi. C'è il vento che viene dal mare, di là, oltre queste dune c'è l'oceano, e il faro è là in fondo. È una bella scarpinata però, eccolo là in fondo. Poi continuo a sputare per terra perché mi arriva sabbia in bocca, mi sento la sabbia tra i denti. Sembra di essere nel deserto. Eccolo là, ci siamo quasi, bellissimo, sembra di essere tornato in Irlanda. Prima il faro era qua dove ci sono i resti della casa, perché c'era anche una casa, una costruzione adiacente al faro. Ci sono mattoni ovunque.
e per salvarlo dalla distruzione lo hanno portato là in fondo. Sono quasi in cima. Oh, questo che si sente il rumore del vento qua sopra, una cosa pazzesca. Almeno la sabbia non arriva fin qua su. Il vento sì, però. Mia che roba, ragazzi. Impressionante. L'unico punto in cui si sta bene, dietro la lanterna, riparato dal vento. Bello, mai mangiata così tanta sabbia in vita mia, però. Meglio che vado in alloggio e faccio una bella doccia, sabbia ovunque. Bisogna belare e muggire in danese, se no non ti capiscono qua. Sono arrivato all'alloggio, voglio farvelo vedere perché è bellissimo, in mezzo al verde, in mezzo alla natura. Parcheggio per la moto, bellissimo giardino all'aperto, c'è anche una gallinella lì, cocodè, cococò. Poi si attraversa il cortiletto e si arriva a quella che è la mia camera, la numero 3. Sistemata perfettamente, porta con zanzariera, ingresso principale, salottino col divanetto, il tavolo per mangiare, la cucina, televisione, il letto e il bagno. Ma la doccia dov'è? C'è? Ah, eccola, è qua dietro, sistemato da papa. Venerdì 21 giugno si parte, vado a vedere la duna di sabbia mobile non nel senso che si sprofonda ma nel senso che si sposta col passare del tempo, portata dal vento, che è nel nord della Danimarca. E poi vado a vedere, se faccio in tempo, anche la chiesa sepolta dalla sabbia che è lì vicino. E poi alle 12:45 ho il traghetto per Oslo, per la Norvegia, e stasera finalmente vado a prendere la mia dolce metà, così potrò condividere con lei l'esperienza di questo viaggio straordinario. Pronti, partenza, via!
Eccomi alla duna di sabbia di Rabjerg Mile, si scrive così, poi non so come si pronuncia. Non c'è niente di particolare qua, è solo una enorme duna di sabbia che dicono si sposta, trasportata dal vento, si sposta continuamente nel corso degli anni, dei secoli, non lo so di preciso. Oggi giornata fresca però limpida, poco vento rispetto a ieri quando sono stato al faro. Vediamo se riesco a far volare il checcheo. Adesso arriviamo lì alla duna e ci proviamo. Ma che roba, sembra di essere nel deserto. Paesaggio stranissimo per essere nel nord Europa. Sembra più un paesaggio da Nord Africa. Abbiamo fatto prestino, sono riuscito a far volare anche il checcheo, così adesso andiamo a vedere la chiesetta sepolta nella sabbia. Andiamo, va. Odio avere il tempo contato, però stamattina va così. Ho meno di un'ora di tempo per arrivare alla chiesa, vederla e poi tornare alla moto, al parcheggio. Speriamo che non sia lontana, se no non ce la faccio. Beh dai, sono già arrivato, è andata bene, ma non mi sembra tanto sepolta sta chiesa, a meno che, non so se è questa. Sì, era sepolta, però l'hanno dissotterrata. Praticamente nel 1795 è stata chiusa perché veniva sepolta dalla sabbia e ne manca tuttora una parte. È stata riscoperta e riportata alla luce la parte più alta, che è questa. Dentro non c'è assolutamente nulla. Riprendiamo la strada per Capo Nord, va. Andiamo a prendere il traghetto.
cagnozzo col salame. È enorme sto traghetto, c'è perfino un supermercato. Siamo in Norvegia. È stranamente più caldo che in Danimarca. Arrivati all'alloggio, ma non ho ricevuto il codice che dovevo ricevere per email per entrare dentro. Mi sono rivolto al negozio di alimentari che fa da tramite con la società che gestisce questi appartamenti e praticamente mi hanno detto che non riescono a fare nulla. Adesso sono in linea con Booking.com per capire cosa devo fare, perché mi ritrovo a Oslo, sono le 7 di sera e non ho un di camera dove andare a dormire. Poi tra l'altro più tardi dovrò partire per andare a prendere Cinzia all'aeroporto, che è 50 km da qua, e quindi questa è la situazione. Allora, nessuna assistenza da parte di Booking.com, mi hanno tenuto mezz'ora al telefono in attesa. Alla fine ho messo giù perché avevo capito che non mi avrebbero mai risolto il problema. Adesso ho trovato un altro appartamento a 2,5 km da qua, già pagato, sempre tramite Booking, anche perché non sapevo a chi rivolgermi. E ne vedremo delle belle, andiamo a vedere se mi prendono per il c***o anche da questa parte. Alla fine ho trovato questo hotel, ostello, non lo so neanch'io cos'è. È nuovo, molto spartano, però insomma 2 letti ci sono, il tavolo c'è anche la cucina per preparare da mangiare e c'è perfino il bagno con la doccia. Guarda qua che roba. Vabbè dai, può andare. I colpi di scena di questa giornata però non finiscono, perché l'aereo che Cinzia doveva prendere, prima da Venezia a Zurigo e poi da Zurigo a Oslo, è in ritardo di ben 2 ore. Anziché partire alle 21 partirà alle 23 e quindi arriverà ad Oslo all'1:20 di notte, quindi devo andare in moto fino all'aeroporto all'1:20 a prenderla. Speriamo che le sfighe siano finite poi per questa giornata.